Ben ritrovati telespettatori di Primi Cittadini per il Turismo. Oggi sono in compagnia del sindaco della città di Adria, Massimo Barbuiani. Sindaco, benvenuto. Grazie a voi, grazie per l'opportunità che mi date di parlare della mia città. Innanzitutto, sindaco, cominciamo col presentare, col raccontare ai nostri ascoltatori di qual è il rapporto e anche un po' la funzione della città di Adria rispetto al Parco del Delta del Po, questa zona immensamente bella che il mondo ci invidia. Beh, innanzitutto Adria è il comune più popoloso, sono circa 19.000 abitanti, è sempre stata un riferimento sia culturale che sociale per l'intera area del Delta, e da un po' di tempo, diciamo, da quando si è costituito il Parco del Delta del Po, Adria viene definita la porta del Parco del Delta del Po. È una cosa molto importante su cui stiamo facendo importanti investimenti insieme ai colleghi sindaci in questi 9 comuni che fanno parte di questo comprensorio, il Delta del Po. Sindaco, nel tracciare la descrizione della tua città parli di storia, parli di cultura, ma parli anche di valorizzazione e di territorio. Quindi come una città che ha radici così profonde, che ha una storia così nobile come la città di Adria, così anche distante nel tempo, come fa a conciliare anche però progetti innovativi per guardare al futuro e per cui fare in modo che continui ad essere una città leader in quel territorio come tu dici di essere? Beh, con i colleghi sindaci si sta lavorando per cercare di promuovere questo territorio. Ahimè, è stato sconosciuto per molto tempo. Attraverso anche queste iniziative cerchiamo di promuoverlo. Ecco, non ci sono solo le spiagge di riferimento, sia a Porto Tolle che Rosolina, ma c'è anche l'entroterra che deve essere valorizzato. Come copiando anche chi ci è vicino, io guardo sempre con un po' di invidia l'Emilia Romagna, perché ha fatto scuola a tutti quanti. Il Parco del Delta, per molti, troppi forse, hai conosciuto solo per la parte romagnola, poco per la parte rodigina, e questa è la nostra missione insieme, ripeto, all'ente parco, per promuovere questo territorio riconosciuto anche come patrimonio dell'UNESCO. Gli ingredienti, sindaco, ci sono tutti, quindi cultura, tradizione, storia, ma anche innovazione e bellezze naturalistiche, quindi un ambiente assolutamente unico. Quanto è difficile, sindaco, in questa situazione però combattere lo spopolamento? C'è ancora gente che se ne va da questi territori? Purtroppo sì, anche se in controtendenza posso dire che Adria è stato l'unico comune nel 2024 che ha aumentato di 300 unità il numero di abitanti. Molti immigrati naturalmente che hanno trovato spazio all'interno della nostra comunità si stanno inserendo, cercando naturalmente di vivere e adoperarsi per riuscire ad entrare in una certa dimensione. Vi posso dire, tornando al discorso della storia, della nostra storia, abbiamo un museo, ad esempio, che è definito il più bel museo del nord-est, che ha una frequentazione di circa 20.000 persone all'anno. Poi abbiamo altri musei che si sono appena aperti, tipo il Museo Diocesano. Abbiamo un teatro importantissimo che è stato veramente un punto di riferimento per lo sviluppo culturale della nostra città, e spero entro l'anno, finalmente dopo 3 anni di chiusura, si possa riaprire quell'autodromo che è stato un punto di riferimento molto importante per l'economia locale. Pensate che ogni 15-20 giorni, grazie anche all'ultimo investimento che era stato fatto circa nel 2005, avevamo 1.000-1.500 persone che ogni 15-20 giorni venivano a visitare la nostra città. Sindaco, un'ultima domanda perché siamo davvero in chiusura. Qual è il luogo del cuore del sindaco Barbuiani nel Parco del Delta del Po? Beh, il Parco del Delta del Po è una cosa unica. Io sono un amante delle biciclette. 20 giorni fa il presidente Zaia ha inaugurato un tratto della ciclovia Vento, un piccolo tratto che collega Portoviro con Adria. Io spero che anche questa opportunità che ci è stata data da 15 giorni possa essere naturalmente utilizzata per far conoscere questa splendida realtà che è il Parco del Delta del Po. Grazie al sindaco Massimo Barbuiani, sindaco della città di Adria, per aver condiviso con noi progetti, sfide, ma anche
obiettivi non soltanto della città di Adria, ma dell'intero parco del Delta del Po. Grazie Sindaco. Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato oggi per far conoscere il nostro territorio.